dipende. Allora, rieccoci qui, vediamo l'altro contributo per la terza parte. Amministratori locali e parlamentari veneti salgono a bordo del bus che li porta in un tour tra le aziende padovane vittime della crisi economica. Prima tappa a Conselve, un'impresa della ceramica chiusa. Il titolare, Roberto Lunardi, si è visto ritirare improvvisamente il fido. La banca, di cui era cliente da 35 anni, ha preteso dall'oggi al domani il rientro immediato del prestito e lì è stata la rovina. Qua abbiamo affittato per andare a recuperare il denaro per pagare il mutuo che c'era e praticamente adesso stiamo rabattando di qua di là. Io mi trovo con la famiglia alle spalle, 2 figli che lavoravano con me in azienda, senza lavoro e a casa. Seconda tappa del viaggio, Casal Serugo, in un'azienda di minuterie per l'elettronica e l'automotive. Qui la crisi non c'entra, il lavoro c'è, ma ad incombere sono le tasse esorbitanti, fino al 60-70% dell'utile. I dipendenti ti dicono c'è lavoro? Sì, c'è lavoro, ma ragazzi stiamo lavorando da gennaio a settembre quasi solo per lo Stato. Per Federcontribuenti non c'è più tempo da perdere. Chiediamo alla politica riforme strutturali, che è ciò che ha bisogno comunque l'economia italiana, tagli, chiediamo di togliergli gli incentivi per le aziende perché tanto vengono distribuiti sempre e solo agli amici degli amici e con questo togliere anche l'IRAP. Nicola Moracchiello, a lei. Sarebbero cose molto importanti, ma com'è la situazione attuale? Intanto mi fa sorridere che spesso e volentieri quando si parla comunque a livello mediatico del problema delle imprese si parli di tassazione, è vero, esiste. Si parla sicuramente di problemi di pagamenti della pubblica amministrazione, non si parla mai del fatto che in realtà molte aziende non vengono pagate dai loro clienti. Il lavoro c'è, il lavoro ce n'è tantissimo magari, però se dopo non incassi è anche inutile averlo fatto. Oltretutto lo Stato non è che non pretende comunque le sue imposte, perché ogni volta che cerchi di poi ridurre la situazione ti chiedono documentazione e via dicendo. Poi si parla in maniera un po' vaga, secondo me, di quello che è la burocrazia e gli oneri che oggettivamente ogni impresa deve sostenere fissi. La sicurezza e gli adempimenti che se vendi 300 euro in Svizzera ti costa più il commercialista di quello che sei riuscito a prendere di quel prodotto. Un sacco di passaggi, comunicazioni con cui ci tengono costantemente monitorati per accertarsi che noi non evadiamo o che non facciamo i furbetti e che in realtà ci costringono ad avere un apparato burocratico interno all'azienda che duplica quello che dovrebbe essere l'apparato pubblico di controllo di queste situazioni qua. Per cui in realtà anche questo è un grossissimo problema. Le aziende non possono più, in una situazione di altissima incertezza, sia nelle vendite che degli incassi, avere il problema di avere dei costi di struttura fissi, abnormi, dovuti alla gestione della burocrazia che inevitabilmente in questo paese sta asfissiando soprattutto il piccolo imprenditore, soprattutto l'azienda piccolo-media, perché? Perché è quella che ha meno possibilità di ammortizzare questi costi su un volume di fatturato più ampio. Questi sono sicuramente dei problemi di cui a mio avviso si discute poco e che spesso e volentieri sono talmente tecnici perché vengono affrontati di solito sui professionisti su cui vengono scaricati gli adempimenti, che secondo me ancora non si è focalizzato abbastanza bene. Uscire dalla crisi anche a parità di tassazione fiscale, ridurre del 60% la burocrazia, vorrebbe già dire liberare risorse per le imprese perché possano investire in produzione e in ricerca invece che investire in adempimenti burocratici che oggettivamente servono a controllarci. Qualcosa si sta facendo da parte di questo governo, secondo voi? Guardi, io sento tanto parlare che stanno telematicizzando la giustizia, telematicizzando ogni cosa. In realtà finisce che non hai mai un riferimento, non hai una persona con cui parlare, ti rigettano le pratiche, ti rigettano le cose perché non vanno bene e quindi invece che aver perso 2 ore allo sportello hai perso 3 settimane in botta e risposta con un impiegato. Sinceramente penso che la telematica sia un ottimo strumento, ma che oggettivamente la pubblica amministrazione, per come sta organizzandosi, si stia più estraniando dall'aziendalismo o anche dal problema del cittadino, perché questa cosa non riguarda solo le aziende, riguarda anche il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione,
piuttosto che non smaltendo Quindi voi degli che cosa adempimenti. fate? Che tipo di aiuto date ai cittadini che si rivolgono agli imprenditori, che difficoltà? La cosa che noi possiamo fare in questo momento è quello di far capire esattamente all'azienda quali sono gli oneri burocratici che deve considerare nello svolgimento delle sue attività e quali sono i rischi che deve supportare quando non adempie. Perché quando non adempi a Sì, magari una uno pensa, comunicazione... dice una logica di priorità può essere questa, in realtà magari la priorità è completamente Guardi, faccio un esempio l'opposta. molto concreto. Dicevo, quando uno vende 300 euro in Svizzera, comincia a pagare, deve fare la blacklist, tanto per dire, deve trasmettere la comunicazione al suo commercialista perché la invii. Ora che il commercialista poi ti ha addebitato il costo di questa attività che lui deve fare al posto dell'azienda, probabilmente se il margine è basso, se abbiamo un 30% di margine, ci siamo già bruciati con il margine. Quindi l'attività in realtà che sembra avere un margine è andata senza margine. E in più ci sono tutti i costi di struttura che non si è ammortizzato per vendere quel bene o per produrre quel Quindi bene. può non convenire toccare anche certi mercati, certe realtà per Certo, fa parte non della cultura fronteggiare. manageriale in una struttura come quella del nostro Stato, sapere esattamente quali sono poi i vincoli che ti comporta fare certi tipi di operazioni piuttosto che altri. Quindi oggettivamente l'imprenditore deve essere conscio che non va bene vendere e basta in una situazione come la nostra, perché ogni cosa che fai in Italia è sottoposta a controllo, a comunicazione, a burocrazia. Quindi bisogna comunque avere un quadro di quello che è il problema e prendere delle decisioni strategiche in base a quello che è il problema. Assolutamente. Semplicemente. Cosa ne dice? Si occupa di altro, però così è importante, che ci sono errori che fanno frequente gli imprenditori che magari dopo incappano in situazioni capestro. Beh, sicuramente le cose che sono state dette sono ampiamente condivisibili e sono agli occhi di tutti coloro che si relazionano con Quindi le piccole muoversi, e medie diciamo, imprese. consultarsi prima piuttosto che fare un passo che poi può essere pernicioso, recuperare. Sì, consultarsi prima, informarsi prima, fare dei piani, delle strategie che consentano di capire in anticipo laddove insomma, certe iniziative possono essere convenienti ed avere dei margini positivi piuttosto che addirittura lasciarle perdere e non intraprenderle. Purtroppo in Italia dobbiamo ancora fare, nonostante tante cose che si sente dire dalla politica, e il salto di qualità deve ancora avvenire. Siamo ottimisti e fiduciosi che questo possa essere fatto al più presto, però Intanto bisogna insomma ancora aspettare un abbiamo attimino. ancora tanti passi da compiere. Bulatovic? Allora, le tasse in Italia sono arrivate a un punto dove tutti gridano Poi la che tassazione. le vede anche in confronto, cioè, Sì, sono guardandole in sconvolgenti. confronto posso dire uno Stato come la Serbia, che è uscita da un periodo di embargo, dai tumulti politici, ha adottato il cosiddetto piano Marshall. Si è data delle priorità, sta investendo nelle infrastrutture, nello sviluppo del paese, di ammodernamento, poi che siano i grandi progetti infrastrutturali, corridoio 10, corridoio 11, sono delle infrastrutture autostradali ferroviarie che collegano Europa occidentale con altri mercati medio orientali, e poi ha cercato di incentivare nell'occupazione e nell'esportazione. Per questo ha fatto un programma fiscale dove il cuneo fiscale è molto basso. Quello è importante, perché quando prendiamo un esempio piccolo che per essere competitivi, un'ora lavorata in Italia che costa all'imprenditore 23 euro contro un paio di euro negli stati dell'est Europa, non ci siamo. E perché? Questo è dovuto al cuneo fiscale, non è che all'operaio rimane in tasca una disponibilità monetaria da spendere, no. Questo rimane allo Stato, alla burocrazia, che poi dopo non li utilizza neanche come si deve. Faccio due precisazioni per quanto riguarda le tasse che si stava parlando nel servizio. Allora, le imprese in Serbia pagano il 10% di
imposte sul reddito e per i primi 5-10 anni sono esenti dal pagamento di queste imposte. Una volta strutturatesi e create il reddito, quando sono state pagate queste tasse locali sul reddito, i denari, i prodotti, il profitto è libero, possono reinvestirlo nella stessa azienda in Serbia, possono portarlo in Italia e investirlo nell'azienda madre senza pagare altre tasse, perché tra l'Italia e la Serbia c'è un accordo contro la doppia imposizione fiscale. Perciò tutti i cittadini italiani che creano un'impresa individuale piuttosto un'impresa, una società di persone giuridiche, una società giuridica, una volta pagate le tasse in Serbia non hanno da temere. E prima il dottor Moracchiello diceva in questi paesi dove si è invogliati a vendere perché sono quelli che possono spendere, certo, la burocrazia ti costringe a evitarli, la Serbia no. Noi siamo in Europa ma operiamo al di fuori dell'euro, del mercato comunitario, però il rapporto viene facilitato con un documento che si chiama Euro 1. Perciò tutte le merci che vanno dall'Italia verso la Serbia o viceversa sono in uno standard riconosciuto. Ok, quindi c'è una diversità sostanziale di non poco conto. Allora, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio perché sono stati tanti gli input e gli stimoli che avete dato. Quindi opportunità, tanto per chiarire, da realizzare però sempre con una consulenza preventiva per non far passi falsi, vero che dopo se no dovete correre dietro agli errori. Noi comunque offriamo ai nostri associati un servizio di sportelli per aiutarli a capire la cosa, che comunque è gratuito, e quindi chi avesse dubbi può venire a cercare un minimo di orientamento già da noi in associazione. Perfetto. Opportunità ci sono in Serbia, un paese tranquillo, non dà assolutamente problemi, però comunque prima passare attraverso Federcontribuenti e chiedere naturalmente di Rocchi Mulatovic, che può sempre dare un supporto, capire se l'azienda quale tipo di attività può svolgere. Anche qua Federcontribuenti per i primi colloqui sono gratuiti, certamente. Sono gratuiti e fondamentali, in modo da non muoversi per conto proprio, magari commettere degli errori o vedere quali sono i settori che possono dare delle opportunità. Se poi l'impresa ha le caratteristiche per essere internazionalizzata. Bravissimo, bravissimo, questo è fondamentale. Certo. E poi naturalmente, perché no, pensare a una moneta alternativa complementare, che può ovviare ad alcune problematiche, quindi riutilizzare il famoso baratto, per così dire, però in modo controllato con questa moneta che si limita al territorio regionale veneto, che però già dà un input importante all'economia, corretto? Correttissimo. Sempre attraverso Federcontribuenti. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito. Noi naturalmente ci ritroviamo questa sera alle 21 per un appuntamento con i comuni del Veneto per fare il punto della situazione su tanti aspetti dopo le elezioni, non da ultimo sugli aspetti della tassazione locale, che è un altro incubo per tutti i cittadini e anche non solo per gli imprenditori. A questa sera.